Saluto a tutti, bene. Quello che sta succedendo qui, per la prima volta, sta succedendo in tutta la Sardegna. Stanno nascendo dei comitati spontanei a Porto Torres, a Quirra, alla Porto Vesme, sul Cisiglesiente. Ed è l'unico modo che noi abbiamo per intervenire. C'è un buco istituzionale dove le forze politiche e istituzionali sono assolutamente assenti, anzi sono complici. C'è tutta una magistratura che è stata assente, finalmente un paio di magistrati di buona volontà sono un collaborante, ma la cosa che più ci riempie il cuore è che finalmente movimenti indipendentisti, ambientalisti, progressisti si unino per battaglie comuni. Credo che sia un processo in atto, inarrestabile, come hanno detto alcuni esponenti dei partiti italiani. Siamo all'interno di un processo tendenzialmente indipendentista, difficilmente arrestabile, e loro stanno prendendo provvedimenti affinché questo processo, che loro considerano inarrestabile, e hanno ragione, e anche noi, venga bloccato. Ma la dimostrazione di questo oggi, come te l'hai promesso, che arriveremo in migliaia, è semplicemente un assaggio, e ci prepariamo, ed è bene che lo sappia la stampa e che lo comunicano ai loro generali, che quando cominciano le esercitazioni vere e proprie, noi invaderemo il poligono pacificamente con i nostri corpi, e voi sapete cosa vuol dire bloccare un'esercitazione, metro cubo di miliardo che voleranno in aria. Quindi, come è successo in Maddalena, succederà a Quirra. Io sì che sono andato, e dai nuovi burusi che ne devono andare. È iniziato il processo, noi siamo anche coscienti e responsabili che c'è un ricatto di lavoro e di morte. Proponiamo ai militari e allo Stato italiano che ci invade un tavolo di trattative, sospendere tutte le esercitazioni militari, sederci su un tavolo e decidere i tefagimus. È un processo che durerà probabilmente da oggi a 5 anni, non ne abbiamo tutti la responsabilità, però nessun esperimento balistico da questo momento in poi, che sarà porta nostra, deve essere fatto, e da ora in poi noi offriamo questa tregua non violenta, pacifica, e finalmente decidere assieme, civili e militari, il da farsi. Per adesso andrà bene voi, continuiamo da voi. Grazie. Bravo, bravo capitano.